Vivere e lavorare nello spazio è una condizione completamente nuova in cui bisogna in qualche modo reinventare il modo come noi facciamo le azioni, anche le più semplici, soprattutto le più semplici. Chiaramente si va nello spazio per fare esperimenti, ma paradossalmente per gli esperimenti siamo addestrati perché veniamo preparati prima. Invece per le cose semplici come mangiare, dormire e tutto il resto invece dobbiamo improvvisare, dobbiamo riscoprire un nuovo modo di fare le cose in assenza di peso. L'assenza di peso ti permette di fare esperimenti che sarebbero impossibili sulla Terra, ma cambia completamente il tuo modo di essere. Non stai seduto, non cammini, galleggi, ti muovi liberamente, ma questo ovviamente comporta una difficoltà in più nel fare le cose che siamo abituati a fare qui sulla Terra senza fatica. Se lei poggia un bicchiere sulla Terra sa che rimane lì, nello spazio non lo può fare. Questo è il momento in cui il sole è calato, la notte, vedete che le luci delle città si vedono e come? Si vedono anche questi fenomeni che sono i temporali visti dall'altra parte. E quindi le città si vedono molto bene. Qui stiamo passando sull'Europa, guardate, abbiamo attraversato la Manica, la Francia, queste sono le Alpi e qui siamo praticamente sulla pianura padana, vedete Roma, Napoli e l'Italia è tutta illuminata, ma non è così dappertutto, guardate già i Balcani sono molto meno illuminati. Adesso andiamo sulla Nord Africa e vedete che la gran parte è deserto, salvo il Cairo e tutta la luce che c'è lungo il corso del Nilo. Ci vogliono anni per arrivare a raggiungere il livello di preparazione che serve per andare nello spazio, quindi grandissima emozione soprattutto nel momento in cui si arriva in orbita e per la prima volta si vede la Terra dallo spazio, una immagine meravigliosa, piena di colore, che ti fa anche apprezzare di più il pianeta su cui vive tutta l'umanità. Abbiamo costruito la Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo fatto diciamo, ore e ore di attività nello spazio, diciamo, mesi e anni nello spazio come mai prima, però diciamo, la frontiera da raggiungere è ben oltre l'orbita terrestre. Credo che il prossimo passo sia di nuovo riprendere l'esplorazione che abbiamo lasciato dopo le missioni lunari. Sicuramente il destino finale sarà Marte, ma forse per arrivare a Marte bisognerà magari tornare sulla Luna e magari utilizzare i veicoli messi a punto per Marte e provarli prima per andare sugli asteroidi, per esempio. Questa potrebbe essere la prossima frontiera. Comunque parliamo di un decennio abbondante per i prossimi voli e probabilmente più di un ventennio per andare su Marte. Faremo conferenze su argomenti di stretta attualità. Una conferenza riguarda per esempio le onde gravitazionali di cui tanto si è parlato. Va bene. Un'altra conferenza riguarderà le scoperte su Plutone, un'altra conferenza è un argomento mai toccato da noi, va bene, la radioastronomia. La radioastronomia sfrutta le onde radio che vengono emesse dai corpi celesti per studiare i corpi celesti. Gli oggetti, cioè, non si vedono come col telescopio, però ci sono. Venite a trovarci, a ascoltare le conferenze, ma venite anche in osservatorio, dove siamo aperti al pubblico ogni sabato sera dalle 21 alle 24.